Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City e anche questa volta con me non c'è Massimo Privitera, direttore di colonnesonore.net, ma c'è Luigi Maiello. Ciao Luigi. Ciao Marco, buonasera. A me l'arduo compito di sostituire Massimo, per non dire impossibile. Guarda, l'hai fatto in tutte le due precedenti puntate, quindi ormai sei abituato e poi il tema è bello caldo. Sì, allora, questa è l'ultima delle 3 puntate appunto dedicate all'intelligenza artificiale e oggi il focus è un pochino diverso rispetto alle altre 2 puntate, perché oggi parliamo proprio del lavoro del musicista. Che impatto avrà l'intelligenza artificiale sul lavoro del musicista, del compositore, dello strumentista e quant'altro. Ce lo chiederemo con 3 nostri amici, però dico subito a Luigi, che ha scritto un bellissimo articolo sul Fatto Quotidiano, che oggi lo citerò spesso perché ci sono tantissimi spunti poi per le nostre discussioni. Ma presentiamo gli ospiti. Allora, inizio da Cristian Sensini, compositore, membro di ACMF. Ciao Cristian. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Luigi. Ciao Cristian. Ciao. Dopo abbiamo Fabrizio Mancinelli, compositore anche lui. Dove stazioni te, Fabrizio, nel lavoro? Diccelo così comprendiamo. A Los Angeles, in California, negli Stati Uniti, e qui infatti è mattina, è ora di pranzo quasi, e da voi è sera, quindi buonasera a voi e buon inizio di pomeriggio qui. E buon quasi pranzo a te. Io so che Fabrizio, siccome ha un lavoro, ci dovrà lasciare durante la trasmissione, quindi sarà il primo che andremo poi a sentire. E infine Dimitri Scarlato, anche lui compositore e insegnante a Londra. Dico bene, Dimitri? Dici bene. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, a te. buonasera. Allora, io inizierei leggendo un po' una frase che ha scritto appunto Luigi Maiello all'interno di questo bell'articolo che vi consiglio di andare a leggere. Vado sulla parte centrale. Ciò detto, come avvenuto in altri settori, le operazioni ad essere maggiormente a rischio di sostituzione tecnica sono quelle in cui è richiesto un basso gradiente di ingegno, creatività ed autorialità, nel senso appunto di aumentazione del risultato o del prodotto. E poi conclude questo articolo dicendo: in conclusione, non credo che l'intelligenza artificiale faccia paura ad Arvo Part, Terence Malik o Bill Viola. È piuttosto quella nutrita schiera di tecno esaltati che, dopo aver deriso per anni la filosofia e gli studi umanistici in generale, ha finito per consegnare se stessa nelle mani di un mondo che sembra voler fare a meno soprattutto di loro. Insomma, una bella presa di posizione importante, direi, quella di Luigi. Allora, la prima domanda che ti faccio però, Fabrizio Mancinelli, è: in questo senso, che aria tira a Los Angeles e negli States? I compositori sentono un pericolo sul proprio collo? Allora, congiungendomi a quello che ha scritto Luigi, i compositori che lavorano e che hanno anche un sostrato culturale forte, ne parlavo ieri con un collega molto, molto importante, pensano a scrivere la musica e a capire come dal punto di vista tecnico magari alcune cose possono essere velocizzate dall'intelligenza artificiale. Dal punto di vista musicale, chi se ne sta preoccupando di più, e lo vedo sui forum, anche nelle discussioni, quando vengono fatti dei panel, c'è una marea di giovani colleghi che vanno in determinati tipi di scuole qui, dove ti insegnano che la musica per film si fa così. La musica per film non si fa così, come la musica in generale non si fa così. Io dal punto mio di vista lo vedo sempre come una benedizione il fatto che io ho studiato composizione
e direzione d'orchestra in conservatorio in Italia prima di aver frequentato un corso di musica per film qui negli Stati Uniti, alla USC, dove ho imparato, ok, queste sono le tecnologie, questo è il linguaggio che devi usare con un filmmaker, questi sono gli stili che puoi usare. Però io, anche quando scrivo con stilemi consolidati, eccetera, di altri linguaggi, cerco di utilizzare la mia voce. La mia voce è quella che io poi uno sviluppa nel tempo. Quindi io sono sempre contrario al corso di musica per film to cure in cui si insegna a scrivere in un modo univoco. C'è un grande network di una grande scuola qui americana che dopo che gli studenti studiano lì, li manda qui, grande network, additional music, perché tu puoi scrivere nello stile di un altro, eccetera, eccetera. Ma lo stile di un altro, consolidato e semplice da eseguire, quella probabilmente sarà la prima cosa che andrà a scomparire, perché Hans Zimmer, per esempio, fa il suo lavoro in maniera eccelsa, ma è Hans, e poi ci sono quelli che in un articolo qualche anno fa furono chiamati minions di Hans Zimmer, o quelli che credono che ci serva uno ostinato di 90 battute uguale per fare Hans, ma Hans è molto più intelligente perché lui inventa un suono, lavora su un suono. Quindi John Williams è copiabile fino a un certo punto, perché l'ingegno di John Williams non è copiabile. Ennio Morricone era tante sfaccettature, Jerry Goldsmith, tante sfaccettature, che ci fanno riconoscere il loro suono, ma hanno anche, come ho letto un'intervista, ascoltato un'intervista interessante a Jeff Beal stamattina, che parlando del compositore, della sua carriera di compositore di musica per film e dell'artificial intelligence, diceva sarà difficile per l'artificial intelligence andare a copiare le imperfezioni umane che rendono appealing la nostra musica, rendono la nostra musica interessante per altri esseri umani. Quindi dal punto di vista proprio di chi lavora e chi è immerso profondamente nell'industria, vedo che i più grandi se ne preoccupano di meno. È ovvio che è facile perché loro sì hanno un lavoro consolidato a quel livello e magari a livello più basso si fatica sempre a avere nuovi progetti. Però io quello che dico sempre, e io ormai ci sto da qualche anno qui, però quello che dico sempre ai giovani che arrivano è cercate di essere un po' voi stessi. Sì, siate camaleontici, però cercate la vostra cifra personale, perché poi il regista intelligente baserà la collaborazione sul rapporto umano e sul rapporto creativo che arriva da voi e da loro, dal regista, dalle registe. Cioè noi dobbiamo comunque sempre parlare a livello umano. Un prompt messo, io ho provato un po' delle app online per vedere e sono interessanti, alcune fanno pure un po' paura a livello proprio della realizzazione musicale, però sento un po' di una cosa, un po' di un'altra, eccetera, a livello musicale. È interessante, ma l'ho usato per fare fregnacce, capito? Fino a cose divertenti, dire vabbè, che mi fa ridere questa cosa, però mi hanno comunicato niente, e non lo dico per dire io sono il compositore e non mi comunica niente, no, mi comunica, sgomento il fatto che magari qualche produttore o qualche regista mi inizi a chiedere ma se questa cosa facciamo un sound alike, lo facciamo con l'intelligenza artificiale? Quello te lo caccia un sound alike il computer. Ma infatti Fabrizio, io penso che il problema sia proprio quello, sia non di come potrebbe essere utilizzato questo tipo di tecnologia per sostituire probabilmente, come posso dire, delle produzioni musicali di basso livello o di medio livello, che però danno da mangiare ad alcuni. Dimitri, chiedo anche a te, faccio la stessa identica domanda che ho fatto a Fabrizio. Uno, sapere il tuo pensiero circa l'intelligenza artificiale, e poi se vedi che a Londra, o perlomeno nelle produzioni che ti trovi a vivere, ecco, c'è qualche cosa che sta cambiando o meno. Guarda, il discorso è complesso e articolato. Prima di tutto penso che quello che sta succedendo e che succederà con AI è la stessa cosa che è successo con l'avvento del MIDI e dei sintetizzatori.
per cui o col cambio dei generi musicali, per cui l'orchestra è sparita dalle registrazioni di colonne sonore, si faceva negli anni 60 le compiled soundtracks con le hit, con le canzoni, è famosa, diciamo, la discussione tra Bernard Herrmann e Hitchcock, che la produzione gli aveva chiesto di fare una colonna sonora pop, e ha detto, beh, allora perché me lo chiedi a me, chiedelo a chi non faccio il pop. Quindi c'era un cambio di produzione, di passo all'epoca. Poi c'è l'epoca che si chiama il nuovo sinfonismo, quando è ritornato di nuovo in voga l'orchestra sinfonica, ma visto che è stato citato da Fabrizio, poi è venuto Hans Zimmer, che era un po' il pioniere anche, tra Vangelis, di colui che utilizzava i sintetizzatori. Se non sbaglio era uno dei pochissimi a Los Angeles, quando si è trasferito da Londra, che era in grado di utilizzarlo. E questo ha cambiato radicalmente innanzitutto il mercato, ma anche nei musical, no? E a un certo punto l'orchestra è scomparsa dal pit, poi dopo si trovano accordi per cui vengono tutelati anche i musicisti, però non è la prima rivoluzione che abbiamo visto, la rivoluzione dello streaming con il download e l'utilizzo e lo sviluppo anche dei virtual instruments, dei plugins. Anzi, scusate, faccio un po' una digressione al di fuori. Io che appunto sono responsabile del Masters in Composition for Screen Royal College of Music e vedo le nuove generazioni, anche compositori, per i quali sono talmente abituati ad utilizzare la tecnologia che poi quando li metti di fronte allo strumento vero e a scrivere la partitura si chiedono perché lo strumento vero non suona come quando io spingo un tasto nella libreria di Spitfire. Questo è un problema. Io concordo che insomma la formazione abbiamo avuto noi, diciamo, dell'altra generazione, alla fine ha dei benefici, perché ti aiuta a capire un po' a 360 gradi la musica, però non possiamo negare e comunque far finta di niente che l'AI crescerà velocemente, come è cresciuta la tecnologia, e avrà un impatto. Ed è per questo, ad esempio, qua nel Regno Unito il sindacato dei musicisti, Musicians Union, sta avendo una discussione anche con il governo, perché bisogna cercare di legiferare, perché la prima cosa che bisogna fare è tutelare la creatività, perché AI funziona con l'ingestione di dati. Quindi, per esempio, il problema che era successo, che era nato lo scorso anno, in cui il governo vorrà, diciamo, rimuovere la richiesta agli autori di poter far ingerire alle macchine il loro materiale. Sappiamo che nel Regno Unito c'è tantissimo materiale, ma non solo, diciamo, non parlo soltanto del cinema, anche del rock, eccetera, perché così poi l'AI impara. Anche il problema di capire la differenza tra che cosa è fatto da un compositore e cosa è fatto da AI, che se noi comunque la tecnologia crescerà e diamo tutte le possibilità anche a tecnologia di prendere come se fosse nel Wild West tutta la musica che c'è a disposizione e far studiare le AI, ad un certo punto il problema si creerà. Io non penso che si creerà ad alto livello e non mi stupisce che i compositori di un certo calibro comunque già nel sistema non si preoccupino. Giovedì scorso abbiamo fatto appunto un concerto da noi e ho ospitato George Fenton e abbiamo avuto una chiacchierata con lui, con il pubblico, proprio sulle AI, e lui non era spaventato perché dice no, però è una buona cosa, vedo dei buoni prospetti. La realtà è che, come tu hai citato, oggi un compositore che lavora, diciamo, io appunto, citando un po' il titolo del master, con le immagini, non è soltanto cinema, può essere videogiochi, eccetera. È vero che c'è una realtà di colleghi che vivono scrivendo musiche per librerie musicali. Qui, ad esempio, BBC, moltissimo del materiale che vedete dalla BBC, di documentari, ma non solo, utilizzano esclusivamente librerie musicali. Infatti ci sono tantissime società di librerie musicali che hanno quello che si chiama un licensing blanket, per cui quando ci sono le produzioni che poi dopo fanno il lavoro appaltato dalle televisioni, utilizzano librerie musicali. E ci sono compositori che vivono soltanto di questo. Io penso che quello sarà il primo, diciamo, come tu dici, il livello più basso, cioè non per criticare, però magari persone che decidono di mantenersi in questo modo. Là io non penso che AI ci metterà molto a rimpiazzare quello. Allora a quel punto il problema è che non siamo noi, il problema è sempre il committente, perché, e lo sappiamo anche, diciamo, noi che lavoriamo nell'industria anche un po' più indipendente, cioè quando il produttore in alcuni casi può risparmiare, cerca il risparmio, lo fa, non c'è niente da fare. E non so per quale motivo, spesso e volentieri, sempre la scuola delle musiche, no? Per cui si aspettano che tu fai un'orchestra MIDI come se fosse vera, perché Arriviamo alla fine.
Ma sai, Dimitri, io passo la parola a Christian. A me quello che mi stupisce, ad esempio, nelle precedenti puntate, ho intervistato Patrizio Fariselli, che è tastierista degli Area, che già negli anni 70 lui utilizzava sintetizzatori e via dicendo. Giustamente tu dici, è un po' si sta creando quello che è successo con l'avvento del digitale, però prima gli strumenti, il digitale, lo utilizzavano gli stessi musicisti. Adesso l'intelligenza artificiale può essere utilizzata da un produttore che inserisce i suoi parametri e viene fuori un po' come succede con le librerie musicali, in sostanza, viene fuori quel brano lì con il mood lì che magari serve per lui. Ecco, io questo temo, che è una cosa che forse probabilmente perdiamo di vista. Cioè qui questa tecnologia non è più a disposizione solo degli addetti ai lavori, ma lo può utilizzare chiunque. Questa è una cosa abbastanza, come posso dire, un elemento piuttosto critico. Christian, tu cosa ne pensi di tutto quello che abbiamo detto finora e appunto se hai timore appunto dell'intelligenza artificiale? Guarda, io mentre parlavate stavo caricando delle foto di piedi su OnlyFans per insomma, dei miei piedi per fare il lavoro, perché il compositore non lo facciamo più. A parte gli scherzi, io ho fatto diverse interviste nell'ultimo anno e mezzo parlando di questo argomento e devo dire che mi sono trovato a cambiare opinione diverse volte. E l'ultima volta, proprio questa mattina, io ho postato sulla mia pagina Facebook un articolo che è uscito proprio in questi giorni, dove un musicologo per la prima volta si è messo a analizzare il risultato dei prompt dati all'intelligenza artificiale. E questi risultati sono preoccupanti. Vi dico perché. Uno, l'intelligenza artificiale si nutre di se stessa e quindi va a una velocità incredibile. Se fino a un mese fa potevo dirmi non preoccupato, ma non per me, per la categoria, e dicevo, guarda, l'intelligenza artificiale non potrà, come diceva un po' Fabrizio prima, non mi potrà imitare perché non potrà imitare le mie imperfezioni, eccetera, eccetera. Io, come tutti i compositori, mi ritengo unico. Però sono andato ad ascoltare delle cose, delle ultime app, delle ultimissime app che stanno facendo un po'. Io e Fabrizio frequentiamo più o meno i stessi forum di compositori, ci sono tanti professionisti e molti, Fabrizio, si stanno strappando le vesti, insomma. Ci sono due ordini di problemi. Uno che, come dicevate voi, chi lavora per le library difficilmente lavorerà ancora, perché il ruolo del musicista viene bypassato totalmente, come dicevi tu, Marco. Il produttore o il regista possono dire un prompt: mi serve una musica lenta nello stile di Hans Zimmer con il pianoforte 38 battute e via dicendo. Quindi chi lavora per le library non lavorerà, ma il problema grande è che chi sta iniziando a fare questo lavoro che avrà difficoltà a lavorare. Io, Marco, ho iniziato i miei primi lavori importanti, li ho fatti proprio per la library di Mediaset, insomma, no? E ho iniziato grazie a quell'esperienza, facendomi le ossa in quella maniera e ogni tanto ci lavoro ancora. Parte di questo studio nel quale sono adesso, il mutuo l'ho pagato grazie alle royalties dei brani fatti per le library musicali, perché è sempre stato un lavoro secondario per tanti compositori, però comunque redditizio. Quindi io immagino che tutte le nuove generazioni non potranno farsi le ossa in questa maniera, non potranno sperimentare, non potranno lavorare, perché ci sarà qualcun altro che lo fa per loro. Questo è un primo problema. Ma il problema più grande che è venuto fuori nelle ultime settimane è un problema di copyright, che accennava un po' Dimitri alla questione. Se noi andiamo a dire alle intelligenze artificiali, agli ultimi software che stanno uscendo, guarda, fammi un brano dance nello stile del gruppo che fa rima con Rabba e mettici la parola Queen all'interno del brano, viene fuori un brano disco che assomiglia al limite del plagio a Dancing Queen degli ABBA.
Ma al limite del plagio intendo proprio in tutta la linea anche melodica, perché l'intelligenza artificiale è abilissima nel mimare, però non mimare l'uomo, attenzione, nel mimare gli esempi che gli vengono dati in pasto. Appunto. Ora, il problema grande è che bisogna decidere e bisogna capire, perché poi quando si chiedono alle ditte che fanno questi software ma cosa gli avete dato in pasto, non c'è mai una risposta chiara e univoca, perché gli viene dato in pasto praticamente Spotify, tutto. Allora occorre distinguere e dire l'intelligenza artificiale può fare delle cose ottime, simili, originali, sì, ma non deve nutrirsi di cose preesistenti, insomma. Se l'intelligenza artificiale mi fa qualcosa di veramente originale, a me sta bene. Se però gli vengo dato in pasto io, così come avviene per le immagini, perché se tu gli dici fammi un disegno di Marco Testoni, gli dai la foto nello stile di Miyazaki, quando ti dice lo stile di Miyazaki vuol dire che lui si è nutrito di materiale protetto a copyright. Quindi il problema grande, secondo me, non è tanto che non avremo lavoro. Il problema, e secondo me anche i compositori noti dovrebbero preoccuparsi di questa cosa, è che gli viene dato in pasto materiale che è protetto da copyright e che l'intelligenza artificiale rielabora in parte, ma per lo più ripropone molto simile a quello che già esiste, insomma. Ma se posso inserirmi su questo, Marco, perché Cristian ha centrato il punto. Tra l'altro io vorrei fare una correzione, perché secondo me l'intelligenza artificiale non crea, genera, come hai detto te, genera da cosa gli viene dato. Quindi è fondamentale, innanzitutto, e qua si sta cercando anche di far legiferare, che bisogna specificare cosa è composta da AI e cosa è composta dall'essere umano. Bisogna avere anche un track record di cosa ingestiamo, come ha detto Christian, che come è stato scusate, che cosa abbiamo dato di materiale di data all'intelligenza artificiale che poi dopo ha generato X track, cioè bisogna tenere un record di quello che viene dato, perché se no è il West selvaggio, perché se noi un po' come un po' allo spazio, scusa questo paragone perché ho scoperto recentemente anche di quei satelliti non c'è molta regolamentazione. Se tu in questo momento di limbo, diciamo, siamo ancora in questo momento, diciamo, a metà, non regoli subito il diritto d'autore, come viene nutrita AI, come viene sviluppata, ti troverai fra 2 o 3 anni che è troppo tardi. Quindi questa è una cosa fondamentale. Poi l'AI può essere, cioè parlavo con un collega qua e lei mi diceva AI per esempio potrebbe capire come io lavoro e quindi Cubase potrebbe farmi perdere meno tempo, mi potrebbe già orchestrare, sapendo come lavoro io, mi potrebbe già fare delle piccole orchestrazioni, dice così AI sarebbe utile. Però la realtà è che ci sono molte persone, come ha detto Christian, che comunque crescono facendo, per quello che ho detto, insomma, io lo insegniamo anche, facendo tracce per librerie musicali, perché è un modo per imparare a scrivere, per imparare a produrre, che oggi è fondamentale, e anche per guadagnare. E là non sarà il compositore che non vorrà più lavorare o le librerie musicali, saranno le produzioni, le grosse produzioni che poi loro mangiano le piccole produzioni e diventano i grandi committenti musicali, che saranno loro stesse con AI a produrre, perché a quel punto io non devo più pagare la royalties al compositore o ogni tanto quando pago magari la commissione per comporre il prezzo. Quindi io posso tranquillamente con AI e prendo tutto io, quindi il mio guadagno si moltiplica e non ho neanche il problema di dover stare a interagire con le persone, perché poi anche non vai a collidere con il diritto d'autore, perché non c'è più l'autore. Quindi io volevo dire a Luigi Maiello invece, perché avete, come posso dire, introdotto il tema della regolamentazione, ma avete introdotto anche un tema, secondo me. Sì, siccome devo andare, chiedo scusa se ti interrompo, devo andare, però volevo dire una cosa che va, perché sono, e questo forse può essere interessante, perché a livello europeo, i miei studi, siccome i miei non volevano che io fossi musicista, io insieme al conservatorio ho studiato giurisprudenza e la mia tesi di laurea è stata in diritto d'autore nella società dell'informazione, e quindi ci sono tantissimi compositori ex avvocati, ho visto la professione, poi sono venuto qui e fortunatamente ho fatto altro, però mi preme sempre vedere questo aspetto. E rispetto a quello che io trovavo in Europa, dove mi auguro per esempio che nell'esperienza italiana SIAE si muova a un certo punto
e anche la CMF di Nuova Fondazione per proteggere i compositori. Qui c'è questa discussione del non copyright, che il prodotto non è proteggibile da con diritto d'autore, il prodotto creato con l'AI, però fino adesso è perché i grandi studi hanno iniziato a fare lobbying, però è sempre allo stadio iniziale. Quindi io mi fido di più onestamente della protezione del diritto d'autore in Europa che qui, perché qui le protezioni della proprietà intellettuale si basano su chi ha i soldi. Il caso limite è stato Mickey Mouse, che è stato, adesso è scaduta il copyright sul Topolino del 1928 recentemente, che però comunque è protetto come trademark, ma perché fu fatta una legge tramite Sonny Bono che spinse per rinnovare il copyright su Topolino oltre, perché una società come Disney aveva fatto lobbying. Cos'è il lobbying qui negli Stati Uniti? È questa specie di corruzione legalizzata, perché tu fornisci aiuto economico a un partito, a un politico che porta la tua idea al congresso. E la mia preoccupazione più grande è che qui ASCAP, BMI, SISAC e adesso c'è un'altra un'altra società di gestione del copyright, delle royalties, più che altro un altro PROs, non si uniscano a tutta forza per questo qui. Però bisogna anche spiegare allo studio che poi loro non potrebbero sfruttare economicamente il prodotto, perché adesso i grandi studi tengono l'edizione di un film, delle musiche di un film. Se non puoi renderlo copyrightable, uno score, che succede? Secondo me quello che avverrà, e poi vi lascio così, però poi me lo vado a vedere quello che dite dopo, perché mi stava intrippando la cosa. Scusate se vi ho interrotto, tra l'altro. No, ma vai. Ma la cosa che succederà, io ho sentito, abbiamo fatto l'altro giorno il paragone tra il fast food, non ha eliminato il ristorante di lusso, non ha eliminato quello che è il buon cibo, coesistono. Ecco, probabilmente molta della musica prodotta da intelligenza artificiale, che andrà appunto, come hanno detto giustamente Cristiano e Dimitri e anche De Marco, andrà a intaccare quello che è il mercato delle libraries, ma sarà quello che è un po' il fast food in generale, e l'esperienza compositiva resterà. Ecco, l'importante è cercare, io ho sempre basato e sempre detto a tutti, cercate più che altro di instaurare non un rapporto lavorativo solamente, ma un rapporto umano con i vostri committenti, con i vostri registi, con il produttore, in maniera tale che sappiano che voi sarete dei problem solver e che sanno che hanno quel valore aggiunto in più. Qual è il valore aggiunto in più? Il valore aggiunto in più è lo scambio di idee, che non avviene tramite un prompt, ma avviene tramite un tentativo di evolvere quello che è il messaggio artistico. Magari è un discorso un po' troppo campato in aria. Io mi auguro che in Europa spingano le società di diritto d'autore, spingano fortissimo le associazioni di categoria dei compositori. Qui in America la Union dei compositori, per esempio, non c'è solamente per i musicisti esecutori, e hanno firmato un nuovo contratto in cui si parla di AI, ma è molto confusa la cosa. Il contratto migliore al momento probabilmente è quello degli screenwriter, perché ha dei minimi di garanzia, però la regolamentazione dal punto di vista legale è la prima cosa da affrontare al momento, per salvare un po' la situazione e per rendere utilizzabile l'AI dal punto di vista tecnico, per qualche miglioria, eccetera. Guarda, sei stato molto chiaro, Fabrizio. Poi una cosa te lo posso dire: il lobbying esiste anche qui da noi in Europa. Insomma, qui in Italia siamo abbastanza esperti per vari decenni. Soldi dai, più ti vai al gabbio da noi, più che altro. Qua è alla luce del sole, capito? C'è sempre pure da noi la vittoria, da noi dall'altra parte la vittoria del più forte, tra virgolette, però qua qui è la cosa veramente problematica. No. Allora, che ci sia un approccio diverso negli States rispetto a tutto l'istituto giuridico del diritto d'autore, questo è cosa nota in sostanza. Però qui stiamo andando su uno scalino, si è alzata l'asticella, come si parlava appunto con Dimitri. Qui si sta tentando di oltrepassare proprio la figura del compositore e quindi bypassare tutta quanta proprio il discorso del diritto d'autore, proprio perché a quel punto viene
Io non vorrei, ti saluto, a meno che non devi no, dire... chiudo. A me qui, io ho fatto una canzone per una serie Netflix, Green Eggs and Ham, per un cartone. Il tentativo di Netflix primo era: ci cedi anche il tuo writer share, che non prenderai dei soldi come writer share. E io, grazie a Dio, ho detto: guarda, io per l'Italia sono rimasto SIAE, non lo posso fare, è una questione... ma qui puoi vendere la nonna se vuoi, cioè, sì. e questo è un discorso a parte. Comunque, scusatemi, vi devo lasciare che devo continuare a scrivere musica, fortunatamente. Un abbraccio per la puntata, è stato un piacere vedere tutti in video. Grazie Fabrizio, grazie Ciao Gambino, Fabrizio. buon tutto. Ciao, Buon lavoro. Buon tutto. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Allora, stavo, come dicevo, Luigi, ti stavo dando la parola a proposito del discorso sulla regolamentazione, no? Ma come si parlava appunto anche con Dimitri, qui andiamo incontro anche delle produzioni ibride, dove magari c'è una parte di lavoro fatta dall'intelligenza artificiale e un'altra parte di lavoro fatta invece dal compositore in carne ed ossa, un po' come accade nelle produzioni attuali, dove al suono digitale viene accompagnato quell'acustico. Quindi, secondo te, visto che sei stato così lungimirante appunto in quell'articolo, secondo te, a livello di regolamentazione, cosa si potrebbe fare? Ma io premetto che non sono un esperto di questioni legali, quindi parto da quella che è l'esperienza mia e dei colleghi. Poi magari a ritroso volevo dire due cose anche su quello che abbiamo detto, che fondamentalmente comunque condivido in pieno quello che hanno detto Dimitri, Cristian e Fabrizio. Allora, intanto su questo discorso, no, delle produzioni ibride, è chiaro che in una prima fase ci sarà magari un momento in cui si tenderà, come dire, a cercare di utilizzare il materiale prodotto dalle intelligenze artificiali, piegandolo chiaramente a quelli che sono gli scopi del compositore, che rimane come una sorta di, diciamo, di amministratore, no, del materiale, anche perché per ora, per quanto ci siano dei programmi che sono molto interessanti, il materiale non è molto lavorabile, nel senso che queste cose restituiscono del materiale musicale che è anche di buona qualità, spesso molto interessante, eccetera, ma non è facilmente, come dire, inseribile in contesti dove tu lo puoi sviluppare. Mi spiego meglio: quando il software ti restituisce una registrazione orchestrale in cui tu c'hai tutto mischiato, non puoi avere, come dire, la possibilità di estrapolarti solo quella parte che ti serve. Ecco una domanda che chiedo a tutti per rendere quello che ti dici più comprensibile. Sì. Tracce separate non si possono ottenere al momento, o sbaglio? Solo Allora, full mix, per intenderci, o c'è anche la possibilità di sporzionare le varie voci? ci sono degli strumenti che lavorano con il MIDI, quindi chiaramente ti restituiscono del materiale che ha un suono più grezzo all'inizio, ma che poi tu puoi sviluppare in tutti i modi, chiaramente, no? Perché sostanzialmente è un codice scritto. Quando hai una registrazione, sì, ci sono dei software che cominciano anche a fare, diciamo, la multitraccia, però diciamo che al momento, come dire, il materiale non è ancora, come dire, gestibile in termini professionali. Cioè, quello che ti viene fuori è comunque un materiale grezzo su cui poi devi lavorare. Allora è chiaro che se devi tirare fuori un loop di batteria, probabilmente il software attuale già lo fa bene. Già se ti devi tirare fuori del materiale orchestrale di alto livello, non siamo ancora, come dire, ai livelli di materiale registrato acusticamente o di ottimo materiale fatto MIDI. Però il problema, secondo me, Marco, non è questo, nel senso che comunque ci si arriverà. Cioè arriverà un momento in cui il programma farà le tracce separate con gli archi, i fiati, gli ottoni a 24 bit, a 96 kHz, con l'audio e il MIDI, così tu ti puoi fare tutto quello che vuoi. È chiaro che è solo questione di tempo, però io nel 2015 scrissi un articolo per il quale ovviamente fu molto contestato, come al solito, sul Fatto Quotidiano, in cui dicevo però contestando, diciamo, un problema che oggi è
aumentato, diciamo, esponenzialmente, ma che già si pone da tanti anni, secondo me. Allora, perdonate la piccola digressione tecnica, che magari per noi musicisti è banale, però va detto. Cioè, un conto sono quei software in cui io, per esempio, ho mappato uno strumento sulla tastiera, per cui ho il mio bel violino, il corno, il duduk, quello che i miei archi, eccetera, e me li suono. È chiaro che quella è la mia esecuzione. Cioè, se lo stesso suono, lo stesso preset lo suoniamo io, Cristian, o Dimitri o Marco, verranno dei prodotti musicali diversi, per quanto il campionamento è quello, eccetera, eccetera. Ma a un certo momento sono cominciati a uscire dei software che avevano, diciamo, un livello di presettaggio più alto. Mi spiego meglio. Invece di avere il tuo bel pianoforte o la tua arpa o il tuo flauto, tu avevi, diciamo, dei loop, sostanzialmente delle frasi, dei moduli, chiamiamolo così per capirci, già pronti. Per cui tu suoni il tuo bel tasto e quello fa pa 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 pa, poi fai sul secondo ok, e vai avanti così. Alcuni di questi sono un po' modificabili, altri lo sono meno, ovviamente ci sono 1000 distinguo che ora non possiamo fare, però già lì è cominciato il discorso di dire io non sto più suonando la mia parte, sto utilizzando del materiale registrato da altri all'interno di una mia composizione, e si è cominciata ad autorizzare l'idea che si potesse anche lavorare così. Io non ho niente contro questo sistema di per sé, però questo sistema, no, elevato all'ennesima potenza, cioè ci sono tanti compositori, non è una critica, è un dato oggettivo, che da tanti anni lavorano con le library di questi loop qua, cioè io mi scarico i suoni della Sono Kinetic, dove ho le mie belle frasi di strings, zan 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 zan, le frasi di brass, le frasi di woodwinds, eccetera, faccio un accordo di do maggiore e quello fa tutta una frase complessa, eccetera, eccetera. Allora, questi suoni noi li sentiamo in milioni di produzioni, dove ovviamente perlomeno sono contestualizzati all'interno di un prodotto che un po' di originalità ce l'ha, nel senso che anche questi loop, no, se li usiamo, se sono loop suonabili, se li usiamo io, Cristian e Dimitri, useremo armonie diverse, useremo dinamiche diverse, sopra ci scriveremo una melodia diversa, li utilizzeremo in un contesto diverso, eccetera, eccetera. Quindi verrà del materiale diverso, ma già molto più uniformato rispetto a quello che verrebbe fuori se noi lavorassimo partendo da zero. Io faccio sempre questo esempio anche ai miei studenti all'università. Se noi costruiamo una casetta con i Lego e la facciamo prendendo i singoli mattoncini, è un conto. Se noi costruiamo una casetta di Lego e il fornitore ci dà già il tetto, il pavimento e le mura preassemblate, è chiaro che noi siamo molto facilitati nel fare questa operazione, no? Perché diciamo, vabbè, qui metto il pavimento, qui metto le mura e qui ci metto il tetto, no? Però questa cosa, diciamo, da una parte ci facilita, rende tutto più veloce, eccetera, eccetera, da un'altra parte crea un problema di uniformità enorme, da un lato, cioè di dire tutti quelli che usano quella roba faranno delle cose che si somigliano necessariamente molto di più che se non le usassero, perché quello è un materiale già cotto, già pronto, come il cibo, no, che compriamo precotto, la pizza a Guidoni che la metti in forno ed è fatta, e quindi è chiaro che il discorso della consapevolezza, no, di come questo materiale è stato fatto e il rischio di uniformità quando questo materiale viene utilizzato è uno dei primi problemi. A livello di diritto d'autore, vengo alla tua domanda, quindi questo problema dell'uniformità si sarebbe dovuto porre già da tempo. Vi faccio un brevissimo esempio. Un mio editore, Rai, ricevette una comunicazione di un produttore che diceva in una vostra musica di Luigi Maiello è stato utilizzato un suono di una nostra canzone. Allora, siccome io sono un nerd terribile, ho una memoria pazzesca per tutto quello che ho utilizzato nei miei prodotti, ho detto al mio editore, guarda, metticimi in contatto perché gli facciamo fare una brutta figura, ed è anche un'occasione per tirare fuori un problema importante. Che era successo? Che l'autore che aveva fatto il brano che avevano loro
aveva utilizzato una porzione di un loop di una casa che tra l'altro credo sia anche italiana, che produce questi suoni, e che io avevo utilizzato in una mia composizione di 8 minuti, quindi molto ampia, molto articolata, eccetera. A un certo punto mi piaceva questo breve segmento di percussioni. La casa si chiama Spectra Sonic, tra l'altro, e i prodotti erano, credo, Liquid Grooves, quindi sono cose che abbiamo utilizzato tutti quanti. E io scrissi dicendo: guardate, siete dei tontoloni, perché voi, cioè, avete utilizzato questo, diciamo, questo loop nella vostra produzione, che è lo stesso che ho utilizzato io nel mio brano. Tra l'altro poi la cosa divertente è che il mio temporalmente era anche precedente, quindi faceva ancora più ridere la questione. Però questo qui mi accese la lampadina anche sul fatto di dire: anche lì esisteva già un problema di copyright, cioè quel materiale là di chi è? Cioè la Spectrasonic te lo vende e tu lo puoi utilizzare, e quella cosa finisce nella tua composizione. A quel punto, se quella loop, quel pattern, quel modulo lo utilizza Hans Zimmer, e lo utilizza l'ultimo dei, come dire, ragazzini che fa musica al volo con il computer, il materiale sempre quello è. Allora già quello avrebbe dovuto accendere la lampadina su quello che sarebbe diventato il problema, perché noi oggi ce lo poniamo a un livello ancora più alto, cioè sono moduli ancora più grossi, cioè il computer non ti dà più un loop o un pattern, ti dà proprio un pezzo intero, no? Ti dà un brano intero. Allora di chi è questo brano? Però Luigi, se posso, secondo me No, c'è prego, prego. una differenziazione. Hai toccato tanti argomenti. Per quello che riguarda l'uniformità, secondo me là abbiamo una base di Pandora e servirebbe un'altra trasmissione, perché là c'è anche responsabilità, diciamo, di certi compositori che poi hanno contribuito a uniformare il mercato musicale. E ovviamente poi con lo sviluppo dei virtual instruments, dei plugins, ha dato, diciamo, quello che ho detto all'inizio: arriva il ragazzetto che spinge un tasto e, come dici te, gli fa il mondo. E poi dopo dici: scrivi come si potrebbe fare con lo strumento vero, non sa da dove incominciare. Sì, sono d'accordo. Quindi è quello. Però sono tutte cose. Io ho per esempio un'ex studentessa che ha fatto una libreria musicale, appunto, di voci musicali. Lei è una cantante e compositrice egiziana. Però là c'è sempre c'è una persona che ha creato questo. Quindi c'è una persona che ha deciso: magari faccio una libreria di vocale con delle lips, o faccio una serie di cose che poi possono essere utilizzate da altre persone. Poi c'è la capacità, la professionalità e il talento di chi è in grado di non farla sembrare come tutte le altre e la fa diventare sua. Giustamente là viene il mestiere. Con l'intelligenza artificiale invece abbiamo un discorso dove noi non siamo più interpellati, noi diciamo artisti, musicisti, compositori, non viene più la persona che dice: voglio fare una libreria di Duduk, mi suoni queste frasi e insieme facciamo la cosa. Lì c'è il produttore che inserisce tutto, diciamo, un materiale che è preesistente, magari di altre librerie musicali fatte da altre persone, dentro AI, e dice: ok, adesso fammi, che so, la traccia di Music Library con il Duduk. Adesso sto facendo una semplificazione al volo. Sì, no, ma là, è giusto, secondo me, lo scatto. Allora, è giustissimo che quello che tu dici, già da prima bisogna cominciare a regolamentare. Infatti c'è il famoso caso di varie persone che dicono: questo suono tu l'hai preso, quanto può durare il campionamento di una canzone perché non si viola il copyright? Però l'intelligenza artificiale ti rifà la voce di Drake, ti rifà la voce di Eminem, e là cioè, io anche sto, diciamo, nella chat dei compositori musicali da film, e ho notato un po' di sorpresa che molte persone, non molte, però alcune sottovalutano, diciamo, l'impatto dirompente che secondo me avrà AI nel mercato, perché non sarà perché l'artista e il creativo, magari il regista, vorrà collaborare con il compositore e, come ha detto Massimo, scusatemi, Fabrizio, sviluppare una collaborazione, perché poi è vero, è quella la differenza. Ma siccome ormai il mercato anche, diciamo, musicale si è espanso di quanto musica viene fornita e di come anche i compositori vivono anche facendo più di una cosa, e là la produzione, come quando, che so, le televisioni a un certo punto dicono: basta, utilizziamo queste librerie musicali, basta lavorare con i compositori.
ugualmente a un certo punto diranno basta lavorare con le librerie musicali gestite da musicisti o da persone, lavoriamo con AI, ed è là secondo me che sarà il problema a un certo punto, per cui come i grandi musicisti che suonavano nei musicals da un giorno all'altro si sono trovati, non c'è sta più lavoro perché fanno tutto con i sintetizzatori, con tre tastieristi fanno tutto, poi dopo si sono aggiustati e si è creato un minimo di quota, per esempio nel Regno Unito. Per questo secondo me è importante la legislazione, e il vantaggio che c'è in Europa, il Regno Unito è uscito, però insomma continuano a collaborare sull'Europa anche se faranno una legislazione indipendente, però secondo me l'Unione Europea, citando anche quello che ha detto Fabrizio, è molto più forte su queste cose, mentre in America magari tutelano pensando sempre molto agli interessi economici dello squalo più grande. In Europa c'è la possibilità, anche tramite il Parlamento europeo, di fare un discorso. Secondo me uno non dovrebbe fare un discorso soltanto cioè è importante a livello nazionale, ma secondo me si dovrebbe fare un discorso a livello europeo. Cioè là ci dovrebbe essere le varie società europee che fanno lobbying, che comunque è anche un termine positivo in Europa, che fanno azione di pressione a che questo si venga legiferato il prima che sia troppo, che dobbiamo rincorrere. Perché poi No, il problema... Ecco, in questo senso, perché vorrei dare la parola anche a Christian a proposito di regolamentazione, no? Ecco, Christian, che cosa ti viene in mente, ecco, come manovre possibili appunto per poter regolamentare il mercato dell'intelligenza artificiale e di conseguenza anche della composizione autorale? Allora, prima, innanzitutto, andrebbe, ho detto prima, capito cosa dare in pasto, cosa non dare in pasto alla intelligenza artificiale, quindi dichiarare cosa si prende e cosa non si prende. Io, Christian Sensini, non do il permesso di utilizzare i miei brani per dare in pasto all'intelligenza artificiale, quindi mi sentirei come artista protetto quantomeno dalla copia. Secondo, bisognerebbe fare, citava di Mitre il discorso delle union che ci sono in Inghilterra per i musical, dove c'è stata una grande battaglia ormai una ventina d'anni fa affinché venissero utilizzati almeno un certo numero di musicisti live quando si fanno i musical, gli spettacoli, quindi non possono fare come in Italia che metti una base musicale e puoi andare a cantare, a fare Cats Memory, insomma, al Sistina, insomma. Quindi legiferare sul cosa viene dato in pasto all'intelligenza artificiale e quanto questa può essere utilizzata in certi tipi di prodotti. Ad esempio, io un film che utilizza brani di intelligenza artificiale, proibirei l'accesso a qualsiasi tipo di premio, dai David agli Oscar, ai BAFTA, ai César, quelli che vuoi. Quindi rimarrebbe in questa maniera un giochino, tra virgolette, che giochino non è, che va a essere utilizzato nelle produzioni minori. Quindi a livello di legislazione è questo. A livello nostro di compositori, secondo me però bisogna fare un passo ulteriore. Sicuramente, come diceva prima Fabrizio, lavorare molto sulle originalità, perché se noi ci guardiamo un attimo intorno ci rendiamo conto che quello che è copiato è quello che è molto copiabile. Adesso faccio una critica a tutta la nostra categoria di compositori italiani. Io non vedo negli ultimi 20 o 30 anni una grande evoluzione, ad esempio, della musica per film italiana. E questa è colpa di noi compositori, che spesso diciamo troppi sì alle produzioni, ai network che ci dicono: ah, mi fai la musica, mi fai il tango? No? Cioè, i tanghi nella commedia italiana sono ma cioè una cosa. Pivio una volta al centro sperimentale a lezione disse: ragazzi, sapete fare il tango? Siete a posto. Quindi per l'Italia va benissimo così. Però io dico una colpa un po' anche nostra, perché continuiamo noi italiani molto a ripeterci, molto a guardare all'interno della nostra categoria molto protetta. Guardiamo poco all'estero, secondo me, ho questa percezione, anche perché ascolto molti colleghi e non vedo queste novità musicali. E a forza di ripeterci sempre e ripetere noi stessi, saremo le prime vittime dell'intelligenza artificiale, perché arriverà qualcuno che fa un prompt, mi dice mi fai una musica da commedia italiana, e te la farà perfetta, col pizzicato,
con la milonga o col tango, e tutta quella categoria di compositori sarà fatta fuori. Quindi per me la legislazione deve andare nel senso di capire cosa viene dato in pasto, come ho detto prima, e limitare l'utilizzo nelle produzioni che sono autoriali, perché utilizziamo questo termine perché è un termine importante. Però noi anche dobbiamo cedere meno alle richieste del network, perché sennò noi lavoriamo come l'intelligenza artificiale, perché diciamo sempre sì a produttori, a music supervisor, a registi, fammi questo, sì, e allora ci uniformiamo in maniera totale. Allora a quel punto, se facciamo così, siamo veramente inutili, ci autoescludiamo da un certo tipo di mercato e è molto più conveniente utilizzare l'intelligenza artificiale. Quindi è anche un discorso di etica professionale che dovremmo, secondo me, tirar fuori come Morricone riusciva a fare, insomma, a un certo punto della sua carriera. Io sono assolutamente d'accordo con te, Christian, e penso che la responsabilità della categoria dei compositori all'interno di questo conformismo che tu vedi giustamente presente nella scena italiana, ma io non solo credo nella scena italiana, ma la scena in generale, un po' la responsabilità è anche molto dei compositori stessi. Hai assolutamente ragione. In questo che molto spesso fanno i jukebox più che i compositori, che è un altro tipo di mestiere. Io però adesso volevo un po' concludere questa nostra puntata, perché dopo 3 puntate, appunto, dove ho ascoltato tantissimi pareri circa appunto l'intelligenza artificiale, mi è rimasto impressa fortemente una frase di Brian Eno che vado a farvi leggere, perché questa secondo me è: piuttosto che eseguirli, preferisco concepire piani e sistemi per creare musica con interventi minimi. Cioè io tendo al ruolo di programmatore e poi quello di ascoltatore dei risultati. Brian Eno. Io nella seconda puntata è venuto fuori la figura del meta-autore, ovvero dell'autore che utilizza, che più che altro in sostanza crea sistemi, quindi programma. E l'idea che mi sono fatto è che probabilmente, se timore bisogna avere del futuro, se si può chiamare timore, è proprio che la figura del compositore può essere o si può trasformare in programmatore o può essere sostituita dal programmatore, cioè ovvero a un tecnico che sappia manipolare, gestire, assemblare materiali che arrivano da diverse tecnologie, non solo l'intelligenza artificiale. Ecco, da quel punto di vista, ecco, come vedete voi questa evoluzione o involuzione del mestiere e del ruolo del creativo, perché qui stiamo parlando proprio di ruoli creativi? Ma Marco, scusate, perché ho già citato in un'altra parte, cioè in Italia purtroppo diciamo che non si riesce ad andare oltre una visione limitata di quello che può fare il compositore, comunque del ruolo della musica e dei ruoli che ci dovrebbero essere di musicisti all'interno anche di una produzione colonna sonora. Però appunto abbiamo già discusso del fatto, ad esempio, del music supervisor, che è una categoria che in Italia poco si sente, ma c'è una figura che è il music editor, che è il montatore delle musiche, che da noi in Inghilterra, per esempio, cioè io sto in contatto anche con le agenzie dei compositori, perché sono state proprio loro a dirmi: guarda, incominciate a includere anche nel vostro corso qualcosa su music editing, perché c'è tanto lavoro, c'è tanta richiesta ed è un'altra opportunità per i compositori per poter mantenersi, cioè come ci sono i musicali, c'è chi fa i trailer, soltanto trailer, e c'è chi fa il music editor, che è anche un altro modo. Mi sembra che sia Nick Price che facendo il music editor poi è passato a fare lo score per Gravity, se non sbaglio ha vinto un premio, comunque è un altro, cioè, è una figura. Scusa? L'Oscar vinse. L'Oscar. È una figura che anche lì si è creata come si è evoluto il mercato, quindi uno, se vive con la paura e con il timore, secondo me la paura e il timore è un blocco. Secondo me ci deve essere la consapevolezza, ed è quello che è il problema che secondo me molti colleghi non hanno. C'è una consapevolezza che questo succederà, questo avrà un impatto. Come possiamo intervenire? Secondo me
quello che ti ho detto, che magari ci sia anche il metacompositore, ossia che sia una persona che in certe situazioni sia in grado di gestire anche AI, come il music editor, fa il lavoro che monta le musiche anche lui e non le fa lasciare al montatore per specialmente per le serie, se cerca di collaborare col compositore. Allo stesso modo ci può essere magari in un futuro, se l'intelligenza artificiale è altamente sviluppata e certe produzioni non vogliono o comunque pensano che lo debbano utilizzare, se ci sia una figura di una persona che comunque sia musicalmente competente, che sia in grado anche di gestire, può essere anche un nuovo ruolo di chi fa questo mestiere. Cioè, ripeto, dal punto di vista anche formativo, cioè io faccio sia il professionista ma anche, diciamo, formo, cerco sempre di pensare a come cambia velocemente la società e anche il nostro mestiere e cosa debbo insegnare e fare, diciamo, rendere loro consapevoli che, sai, perché molti pensano faccio un master al College of Music e il giorno dopo lavoro. No, è quello che dico a tutti. Cioè, non stai a fare un master in finance, in finanza o in economia. No, stai a fare il master nel mestiere più complicato, non perché scrivere musica sia complicato, ma perché ci sono talmente tanti altri elementi in gioco per cui tu puoi lavorare, che io cerco di darti più competenze possibili, così che te, se riesci a fare il grande compositore da Hollywood, benissimo, o per la PlayStation, bene, ma mentre cerchi di arrivare a quello, sei in grado di fare traders, se capitano, production music, o di fare music editor. Cioè ti faccio vedere che ci sono anche tante altre cose che tu puoi fare per mantenerti mentre cerchi ti focalizzi sul tuo obiettivo. Per cui se noi vediamo che ci può essere una figura che possa interagire con come viene utilizzato AI all'interno di una produzione musicale, perché no sviluppare a lungo termine questo ruolo? No, guarda, con me sfondi proprio porte aperte, Dimitri, perché a proposito degli skill, cioè per sopravvivere alla musica, io sono 64 anni ormai che ho e quindi bene o male ho sempre lavorato nella musica, ho dovuto cambiare spesso pelle e beh, hai ragione, vedo una certa, come posso dire, insomma, in Italia siamo un popolo di conservatori molto spesso, quindi non siamo i primi a cogliere il mercato, come cambia anche il mercato del lavoro, per cui supervisione musicale, sound designer, music editing, sono tutti lavori ormai anche codificati in un certo senso, ma qui si stenta sempre a colpo un po' le comprendere. produzioni anche in Italia, perché colpo anche un po' le produzioni. I Non nostri solo un po', no, un po' vabbè, ci parecchio. deve essere i nostri Allora, committenti, diciamo. guarda, io ti racconto una storia carina che fa parte del mio lavoro, che è quello mi occupo anche di supervisione musicale fieramente e lo faccio, spero bene. Un tempo arrivavano delle richieste music supervisor di produzione, cioè pronto, tu sei il music supervisor, perché nella commessa qui di Netflix ci dicono che serve un music supervisor nella nostra produzione, ma noi non sappiamo che cosa sia il music supervisor, che è splendida questa cosa. Quindi la supervisione musicale è nata in Italia, si sta fermando perché l'hanno richiesta altrove, come proprio questo. Quindi, allora, morale della favola, tornando all'intelligenza artificiale, sì, se io mi auguro che i compositori riescano a, come posso dire, a mettere anche questa freccia nel loro arco per poterlo usare in maniera dignitosa, laddove forse se invece viene lasciato come campo libero per poter sviluppare produzioni musicali a basso costo da parte degli stessi produttori, forse lì allora ecco ci potrebbero essere molti problemi. Luigi, stavi chiedendo? No, volevo dire, visto che tu citavi la frase di Brian Eno prima, no? Una Sì, ecco. provocazione fino a un certo punto, ma anche il programma autore potrebbe essere, tra virgolette, una figura che nel futuro, come dire, si potrà sviluppare, nel senso che io faccio riferimento al mio lavoro non per essere autoreferenziale, ma per parlare di qualcosa, come dire, che conosco, di cui ho contezza, perché non mi piace parlare per sentito dire o fare troppe generalizzazioni, perché le generalizzazioni poi lasciano sempre un po'.
il tempo che trovano. Che in Italia ci sia una situazione, io sono d'accordo con i colleghi sul fatto che c'è un problema anche da parte dei compositori, c'è un problema di committenza, di linguaggio, ci sono tante cose. Io posso fare questo esempio, nel senso che nel mio piccolissimo, io per esempio adesso ho lavorato a un film che uscirà dopo l'estate, che si chiama Rumore, è un'opera prima, il regista si chiama Nicola Telesca, è una favola neorealista, diciamo, no? Quando lui mi ha coinvolto sulle musiche, io gli ho, solita cosa, no? Non c'è tanto budget, non c'è solite cose a cui siamo abituati qui. E io gli ho detto, senti Nicola, mi interessa una sola cosa. Io lavoro tantissimo con la televisione, quindi il cinema mi piace molto, è la mia prima passione, ma i film che si fanno qui in Italia spesso, come dire, non consentono proprio, cioè non danno alla musica un ruolo tale da poter fare le cose di cui noi stiamo parlando qui, cioè proprio sia come minutaggi, ma anche proprio come ruolo, no? Nel senso, nei film anglosassoni la musica ha un ruolo da protagonista, spesso in Italia non è così. Io gli ho detto, se è un film in cui la musica ha un ruolo importante, narrativo, strutturale, cioè se è uno dei personaggi del film, a me non importa nulla di tutto il resto, lo faccio volentieri. Però gli ho detto, io ho una lettura più anglosassone del cinema, quindi per me la musica nel film c'è quasi sempre e in qualche momento non c'è, che è il contrario di quello che avviene in Italia, che la musica non c'è mai, poi a un certo momento entrano due note quando si baciano, c'è la canzone, eccetera, eccetera. Scusate, banalizzo, ma è per capirci. Ne è uscito un lavoro di 90 minuti, il film dura 90 minuti, che ha 65 minuti di musica. E questo per dire che cosa? Che volendo, se anche noi come autori ci impegniamo a non dire sempre sì alla prima cosa che ci viene, come dire, proposta, no? Del fatto di dire, vabbè, tanto qua la musica non la mettiamo solo sulla scena d'amore, eccetera, eccetera. Se noi cominciamo anche come autori e veniamo a questa parola che tornerà per forza in auge, perché saranno i prodotti di fascia alta che avranno bisogno di autori, diciamo, in carne e ossa. Ecco, l'impegno deve essere anche quello nostro, di dire un po' anche agli studenti, eccetera, la verità. Cioè, se si tratta di fare il jingle, la sigla, ma non è per sminuire questi prodotti, anche io sono cresciuto facendo queste cose e sono state un'opportunità preziosa, però è chiaro che queste cose qui più piccole un programma di intelligenza artificiale le può fare, ma un programma di intelligenza artificiale non può musicare da solo un film, perché non può capire quale musica ci va in quella scena, magari per contrasto, magari anticipando, magari uscendo prima perché il personaggio ha detto una battuta che poi torna dopo. Con un buon programmatore sì, con un buon programmatore ce la fai sì, a fare. Però il rischio è che tu arrivi a un livello di complessità, no? Come con la programmazione MIDI, per cui tu a un certo punto dici, vabbè, chiamiamo un compositore che facciamo prima, cioè se tu poi devi mettere 5 programmatori espertissimi a usare il programma, che magari ti costano più del compositore, a quel punto ti prendi un compositore e lo fai con l'orchestra. Quindi voglio dire, al di là di tutti gli scenari che si possono mettere in moto, secondo me, diciamo, se il musicista, il compositore, resta un autore, uno spazio per lui ci sarà sempre. Se noi ci autodeclassiamo, come dicevi tu, no, a dei jukebox che qualunque cosa ci chiedono noi la facciamo, allora è chiaro che a quel punto come si dice, l'intelligenza artificiale ti frega, perché è più veloce, è più efficiente, può fare 10.000 prove e costa di meno. La fa molto meglio. Allora ragazzi, siccome stiamo in chiusura, però l'occasione è troppo ghiotta per un off topic dell'ultimo momento. Insomma, la notizia forse la conoscete già, e allora vi chiedo un attimo il vostro punto di vista su questa cosa qui. La si legge bene? Allora, il compositore Franco Pezzanti rinuncia alla candidatura al David di Donatello e polemizza, c'è un equivoco sulla categoria. Lo dico per chi magari non lo sa, il musicista premiato 3 volte in passato e quest'anno nominato per le musiche del Sol dell'Avvenire ha deciso di ritirarsi dalla corsa. Perché?
Il compositore e direttore dell'orchestra Franco Persanti ha deciso di ritirare la sua candidatura, che verrà assegnata il 3 maggio, in polemica con le regole del premio, e spiega all'agenzia ANSA le sue motivazioni. Ho deciso di rinunciare alle mie candidature fra i compositori in gara, avrei dovuto rinunciare subito alla designazione prima dei voti, lo faccio ora, è anche un gesto polemico perché se hanno designato la categoria per il miglior compositore non si possono mettere a concorrere per lo stesso premio film imbottiti di canzoni dove non si riesce più a distinguere le cose e si crea un equivoco. Allora, chi è che vuol dire un breve giro? Non vi chiedo chissà quali esternazioni. Ecco, un breve giro di opinioni su questa presa di posizione appunto di Piersanti. Marco, penso che Piersanti, in quanto erede in parte disegnato, in parte naturale di Morricone, ha fatto un gesto radicale come un Morricone in Italia avrebbe potuto fare. Non mi vengono in mente grandi altri esempi. È stata una cosa molto, molto coraggiosa. Si aprirebbe una parentesi enorme, lunghissima. Magari un giorno faremo una trasmissione apposita su come funzionano i David, che hanno dei meccanismi che sono, io direi, folli. Mi posso permetterlo di dirlo, avendo studiato molto la questione, e con la CMF, come sapete, abbiamo molto studiato e lavorato anche per aiutare l'Accademia a venire fuori da questi imbarazzi, insomma, cosa che non c'è stato modo. Secondo me ha fatto più che bene per attirare l'attenzione sul rispetto per la figura del compositore, e dimostrando quanto assurda sia la designazione dei premi secondo un regolamento che è veramente assurdo, insomma, che ha portato in passato a molti imbarazzi, sia tra la categoria generale di compositore, ma anche e soprattutto tra chi si è trovato candidato in circostanze insomma strane, per la serie candidati compositori morti da alcuni centinaia d'anni in alcuni casi, insomma. Sì. Quindi se il gesto è stato questo per portare l'attenzione sulla questione, io penso che abbia fatto un gesto molto coraggioso, magari se la può anche permettere, insomma, dall'alto della sua figura, e avrà sempre tutto il mio appoggio dopo, anche prima come rispetto ai compositori, ma dopo questo gesto ancora di più. Dimitri, tu lo sapevi di questa cosa? Non lo sapevi? Sì, ho letto l'articolo. Vabbè, Piersanti non è nuovo, diciamo, al di là che se lo può permettere come status anche che si è guadagnato negli anni, ma non è nuovo a gesti, diciamo, a uscite pubbliche abbastanza forti. Io lo ringrazio di questa uscita, perché il problema non è, secondo me, non è soltanto i David, è proprio in Italia come viene visto il compositore. Io non so la vostra esperienza, ma generalmente quando tu dicevi, quando io stavo in Italia, dicevi: tu cosa studi? Composizione. Sì, ma che suoni? Sì. Oppure diceva: te che fai le colonne sonore? Ah, ma tu quindi fai la canzone che si sente nel film? Sì. Allora, cioè, che poi in Inghilterra, cioè, non è così. Io non è che incenso il Regno Unito, però c'è un rispetto differente della figura del compositore, che in Italia non c'è. Perché in Italia siamo cresciuti anche, insomma, a un certo punto della generazione, per cui la musica era soltanto, appunto, la musica leggera italiana e basta. Con tutto il rispetto, sono cose differenti. C'è una tradizione d'opera, c'è la musica classica contemporanea, c'è il pop rock, c'è la musica da film, che finalmente ha acquisito anche un po' di rispetto, che prima non aveva. Insomma, il film di documentario, film su Morricone, lo mette in chiara luce, quello che è stato, diciamo, crescere, diciamo, anche nella realtà accademica italiana, se hai una passione per il cinema. Però il problema di fondo è proprio la figura del compositore, che tra l'altro, cioè, nella fase finale del montaggio di un film c'è il compositore, chiaramente, assieme al montatore e al regista, quindi è una figura importante, è una ruolo importante. Però questo sottolinea, se Piersanti ha dovuto fare un'uscita del genere, ti sottolinea qual è il problema culturale che c'è in Italia, di come comunque le produzioni e il sistema cinema vede la figura del compositore
come appunto un qualcosa per darti ogni tanto il pizzicato o il tanghetto e basta, cioè non riesci a vedere che figura insomma autoriale è all'interno del film. Io spero che non sia già soltanto un gesto che poi viene lasciato là, ma che so che la CMF sta portando avanti un dialogo serrato su questa cosa, e spero che finalmente si riesca a capire che il compositore è una cosa differente dallo scrivere una canzone, con tutto il rispetto parlando per chi vive facendo il cantautore, scrivere canzoni. Però la colonna sonora è un discorso del quale puoi anche tu scrivere o essere un coautore di una canzone, però è una cosa differente. No, ma poi oltretutto poi la storia vecchia, essere inseriti all'interno dei premi tecnici, cioè il compositore che non è più un autore ma diventa un tecnico, anche questa la dice lunga come segnale. Luigi, stavi dicendo, scusa? No, che penso che il maestro Piersanti abbia perfettamente ragione, mi unisco a quello che dicevano Cristian e Dimitri, assolutamente. L'altro ho avuto la fortuna di conoscerlo, di intervistarlo, anche lui venne all'università a fare una bella lezione a Tor Vergata, e lui è uno pane al pane e vino al vino, quindi insomma non è che le manda troppo a dire, ha fatto bene, perché in questo momento c'è bisogno di gesti radicali, cioè non è il momento di toccarla piano. È anche la ragione per cui io sul Fatto Quotidiano a volte magari esaspero un po' i toni, ma è per provocare e attirare l'attenzione sul problema, perché Dimitri ha ragione, qui c'è un problema culturale enorme in Italia di quella che è la figura ma del musicista in generale, cioè la solita cosa, no, come vivi, no, ma che fai di lavoro, eccetera. Figuriamoci il compositore, che è una figura ancora più particolare, per molti le musiche, cioè le canzoni dei film, no? Sono le canzoni che vengono montate nei film, non c'è la consapevolezza di cosa siano delle musiche originali, ma giusto per farvi un esempio, io sono stato qualche giorno fa a quella giustissima protesta che hanno fatto gli addetti ai lavori del cinema, sono andato all'Adriano, ma c'erano tipo 1500 persone, era una cosa enorme, no? Hanno dovuto allestire 3 sale e hanno parlato varie categorie, c'erano i registi, i montatori, gli attori, no? Tutti a dire c'è un problema, eccetera, eccetera. Io non ho voluto dire niente, ho aspettato fino alla fine e non c'era, cioè la questione del musicista, cioè della musica, non è mai stata citata. Ora, il compositore è uno degli autori del film, insieme al regista, al direttore della fotografia, al montatore, cioè questo non lo sa nessuno, no? Allora protestavano gli elettricisti che avevano ragione, protestavano quelli del catering, cioè si alzava quello e diceva però noi che cioè in rappresentanza nostra non c'era nessuno, ma neanche gli autori stessi nelle slide, nelle cose che hanno fatto, hanno mai sentito il bisogno di parlare anche solo di striscio delle colonne sonore. Cioè esiste la ripresa, quindi non è che è una cosa che, come dire, potrei essere smentito. Non se ne è neanche parlato. Quindi è evidente che c'è un problema che sicuramente è culturale, sicuramente facciamo autocritica, è anche un po' colpa nostra che magari non siamo abbastanza, diciamo, non ci facciamo sentire abbastanza, non facciamo abbastanza squadra, però ecco, ben vengano tutte queste iniziative radicali in cui uno insomma batte un po' il pugno sul tavolo e come dire, ci sono film in cui la musica è mezzo film e anche di più, oserei dire, quindi insomma un po' di rispetto per questo lavoro in più non guasterebbe. Senti, voglio chiudere questo tuo appunto, Luigi, con una cosa che mi disse un giorno un giovane regista oggi molto famoso peraltro, che mi disse: Marco, io quando vado a fare il preventivo di spesa di un film, della produzione di un film, regolarmente mi scordo la voce musica e quindi sono costretto sempre a rivedere poi il budget che poi in qualche modo cambia. Cioè, quindi è una cosa probabilmente talmente connaturata al sistema, il non considerarla, forse perché siamo invisibili dal punto di vista veramente invisibile, cioè la musica è invisibile, probabilmente deve essere quello, perché è un grave ritardo da questo punto di vista. Allora ragazzi, io vi ringrazio. Però Marco, posso fare giusto, lo so che siamo tardi, è fondamentale. Allora, se ci fosse
secondo me molte persone dimenticano la voce musica, compositore, perché sono anche abituati a dire va bene, me lo fai gratis, oppure prendo quei brani là all'inizio, eccetera. Se ci fosse un sindacato, che ci fossero delle, che so, delle, come si dice in italiano, delle commissioni fisse che di base da cui partire, come per il turno di registrazione, che il turnista minimo è, non so quanto è adesso in Italia, però insomma sempre in Inghilterra è minimo 175 sterline se tu fai una registrazione per una cosa, se fai per un film c'è un altro costo, se fai per la televisione c'è un altro costo. Se ci fosse, diciamo, un sindacato di categoria dei musicisti in generale, a quel punto io penso che anche lì, che cioè come lo sta facendo in piccolo l'ACMF, riguardo solo i compositori di musica da film, se ci fosse una cosa, una organizzazione più grande, a quel punto tu vai a fare il lobbying e fai pressione tramite anche legislazione o comunque all'italiano tramite legislazione, c'hai più potere per far pressione, perché un conto è che io faccio pressione con un gruppo di 100 persone, delle quali diciamo 20 sono molto attive nel mercato e diciamo hanno una forza lavorativa. Un conto io vado con un gruppo di 500.000 persone e dico noi siamo questa realtà, capito? Quello secondo me è un problema. Cioè, quello è un problema. In realtà esistono delle associazioni, ma però stanno in 1000 rivoli, cioè c'è l'associazione dei musicisti jazz, c'è l'associazione dei musicisti live, poi dei compositori, e in realtà quella della musica è una galassia piuttosto complessa, a pensarci bene. Però se tu c'hai un blocco grande, come dire, noi c'è 3 sindacati confederali che vanno a negoziare con il governo per tutti i lavoratori, poi che funziona o no è un altro discorso. Tu avessi un sindacato generale dei musicisti che raccoglie tutte queste realtà, dove c'hai dei delegati, a quel punto dice è ora di cioè mettiamo delle tariffe fisse almeno, cioè noi siamo, oppure consideriamo noi siamo degli autori, non siamo dei tecnici, cioè scusa. No, ma hai ragione, ma peraltro, ripeto, ci sono anche all'interno della CGIL, anche all'interno della CISL, che io sappia. Sì. Il problema è che numericamente non siamo importanti. Okay? So, come altre categorie. Il fatto che stare dentro i grandi... uno dovrebbe dislocarsi dalle sigle CISL, WIL, CGL, pure nei conservatori o nelle opere. Cioè, poi ti diedi a quel sindacato, eccetera. Se invece fosse un sindacato di categoria, che magari veramente salvaguardia le tutele indipendentemente dall'appartenenza politica, ma le tutele di questa categoria, che non è soltanto a livello economico ma anche a livello autoriale, artistico. Bene, e con questa dichiarazione di Dimitri, che ci apre la porta al futuro, voglio dire, di quello che potrebbe essere un futuro, ma magari Dimitri, allora io saluto veramente, questa volta vi saluto veramente Luigi Maiello, che ha co-condotto 3 puntate di Soundtrack City dedicate all'intelligenza artificiale, Cristian Sensini, che da tempo volevo, e perché sapevo che questo argomento era a lui caro, e Dimitri Scarlato, che anche lui per altre ragioni che fanno sempre capo alla chat ACMF, parliamoci chiaro, perché è da lì che si sviluppano le discussioni molto interessanti, e questo non fa che rimarcare il fatto che poi alla fine le associazioni servono anche per lo scambio di idee tra noi. Cioè, se non c'era questa associazione, probabilmente noi avevamo dei pensieri ognuno circa questo tema, ma non c'era modo di confrontarsi. Quindi ben vengano le associazioni e ben vengano pure i sindacati, se come diceva Dimitri, come associazione di categoria. Allora, grazie Cristian, grazie Luigi, grazie Dimitri, grazie Fabrizio che ci ha lasciato prima, grazie Massimo che ci manda questo messaggio. Ciao a tutti, al mio socio, mi scuso di esserci, ma sono molto provato da un'influenza devastante da una settimana, però vi seguo con stima e affetto, sembrano proprio le frasi lapidarie. Un abbraccio Massimo. Un abbraccio a Massimo, prendete una tachipirina e vai, cioè non è che è successo chissà che.
Ma Ciao, come sai, ragazzi. per gli uomini un 36,5 già è una cosa gravissima. No, quindi... allora lo so, Massimo ha avuto ben 38, ragazzi. No, allora niente. Quindi, Come diceva Troisi, quasi ospedale, 38. Ambulanza. Esatto. Buonasera a tutti e grazie Buonasera a ancora. tutti, Ciao, grazie grazie a ancora. tutti. Ciao, Ciao, presto. grazie. Ciao ciao.